Salve a tutti, sono Pressendo Pierluigi, delegato provinciale di Padova del Comitato Paralimpico e siamo qui in questo corso di aggiornamento per docenti delle scuole primarie. L'obiettivo di questo pomeriggio insieme è proprio quello di trasmettervi una metodologia che si chiama Outdoor Training, una metodologia innovativa, si dovrebbe svolgere all'esterno, ma poiché gli spazi che abbiamo è una palestra all'interno, tutto quello che noi facciamo può essere poi trasferito nel cortile della scuola o in altri ambiti. Antonella lancia Gwendalina lancia a Roberta lancia Chiara lancia sembra un ordine alfabetico per il nome. Quando avete finito dovete dare lo stop, vediamo chi siete prima abbassarvi per restare appoggiato a terra. Va bene? Quindi ogni gruppo deve gestire il passaggio. Sempre sentiamo, dita appoggiate senza staccarle. Perché è facile. Terzi, vai. Sempre in linea. La bacchetta deve essere appoggiata a terra senza arrivare in tempi diversi, cioè la bacchetta deve restare orizzontale e quando l'appoggiate deve essere dritta, non obliqua come siete messi in obliquo. Allora partiamo con le mani adesso all'altezza della fronte. Superare le bacchette, chi a destra chi a sinistra, quindi per andare oltre, passare questo corridoio, uscire fuori dalla porta e dalla porta ci sono, non so se avete visto entrando che c'erano i nastri addobbati all'albero, quindi faremo un anno attorno all'albero pensando di essere nel luogo. Senza spostare la mano verso il centro laterale Vai verso sinistra. Ma ti venite, c'è volato Lasciate un po' di qua. Questo gioco si chiama Grondaia Ball. Porteremo la grondaia dalla parte opposta trasportando una pallina che deve scorrere lungo la grondaia, ok? Voi cosa faccio questa sera? Porterò dei contenuti, degli spunti per cercare di agevolare l'attività con bambini in generale, ma soprattutto anche inclusiva, visto il tema del nostro conduttore che è l'attività inclusiva nella scuola. Voi tutti diventerete delle statue immobili, non li trovate. Se avete appena finito di lanciare, fermatevi.
Immaginiamo che vi chiedo di sedervi per terra. Ok? Possiamo utilizzare sia le mani che i piedi, limitatamente quanto riusciamo, facendo rotolare la palla, quindi solo palle rotolate. D'accordo? Voi lo aspettate? Partiamo dal semplice come successione progressione didattica, dal semplice al più difficile. Trasporto di un oggetto, palla. Ho dimenticato prima una cosa, ma ve lo dico dopo quando faccio la variante con questa. Quindi la palla la mettete sopra anche voi. Trasportate, facciamo così, siccome siamo dei fenomeni, ve lo sento, quando arriviamo alla parte opposta, consegnate il foulard, vi assicurate che tutta la squadra, che è la vostra squadra, questa è tutt'una, vi assicurate che abbiano preso bene il foulard, voi tornate al posto e loro, quando voi siete già al posto, ripartono e vi riportano la palla. Voi dovete gestirla, fermarla e poi rilanciarla col foulard oltre questa linea. Ecco che inizia a comparire la prima forma di territorio. Campo, una riga che può essere data dai coni, in questo caso per questa unità. Allora, chiedo cortesemente di lanciare il nuovo umano, è facile. Preferirei che ci fosse il rimbalzo della palla. No. Faccio io l'esempio. Colpo di controllo e rilancio. Do 100 punti, no 1, no 10. 100 punti alla squadra che mi rilancia la palla. Faccio rotolare la palla per terra, la supero, la fermo con il piede senza schiacciarla e poi la consegno alla mia compagna. Tutte e tre lo fanno una volta, va bene? Almeno una volta. Facile, partiamo dal facile, ok? Basta. Va bene, superare la palla e fermarla, senza scontrarsi. Questo è l'obiettivo. Supero la palla, importante è superare la palla perché sono cosciente della traiettoria. Supero la traiettoria. Lancio la palla, la supero, la fermo con i gomiti. Allora, il gioco è questo. La palla deve andare nel campo avversario, la palla può rimbalzare infinite volte, ok? La posso rilanciare nell'altro campo direttamente oppure passarla alla mia compagna. Non avete le racchette, avete le mani. Via! Questo è il concetto, possiamo metterlo in pratica.
bianco e abbiamo già 3 ruoli, 5. Adesso io chiedo, chi di voi non ha mai fatto sport e stasera non ha e non ha tanta voglia di correre? Chi è che... Oh, dai, sempre subito! Staffetta, giochi in staffetta le conoscete a iosa, vero? Io vi faccio una staffetta semplicissima, ma quello che voglio è che voi vi immaginate tutti i vostri giochi di staffetta. Giocano i ruoli 3, solo i ruoli 3, pronti, via! Che cosa abbiamo capito? Che praticamente ognuno per la sua velocità ha gestito una gara che altrimenti il bambino lento, se è in una squadra con un altro veloce, il veloce sì. Invece facendolo così diventa un po' più, come si può dire, alla portata in modo agonistico. Adesso giochiamo a prenderci, è il gioco del prenderci. Prenderci è il gioco più semplice che potete fare a scuola, giusto? Ok? Io dico i numeri e dico il colore. Il colore che dico è quello che prende. Il colore che non dico è quello che scappa. Dov'è che scappa il colore che vuole salvarsi? Deve mettersi sotto, in questo caso, il canestro. Se sotto il canestro è come se fosse in una cupola, immaginiamo, no? Una cupola che lo protegge. Quando arriva sotto il canestro non è preso, è salvo. Quello che è preso si deve sedere dove è stato preso. D'accordo? Numeri. Giocano i numeri 4 a prendere. Attenzione perché qui sono sicura che sbagliate. Prendono i verdi. 1, 2, 3